A seguito del rapporto stilato dai Vigili del Fuoco emaniamo un'ordinanza naturalmente di bonifica dei luoghi e di sistemazione degli impianti, a seguito della quale l'hotel potrà riaprire. L'hotel Alexander di Abano Terme resterà chiuso finché non verrà completata la bonifica e la sistemazione degli impianti danneggiati dall'incendio che ha creato il panico nella notte tra sabato e domenica, costringendo l'evacuazione dell'intera struttura alberghiera. L'hotel è agibile, ma l'area da cui è partita la scintilla è ancora sotto sequestro. Dobbiamo adesso rifare nuovamente quello che è andato perso tra impianti e tutto quanto. Ci stiamo muovendo, stamattina iniziamo a capire realmente il lavoro che bisogna fare e aspettiamo il dissequestro solo di un'unica stanza, l'unico office dove poi c'è stato l'incendio, e aspettiamo, siamo in attesa che ci diano l'ok. Il sindaco di Abano Federico Barbierato ha ringraziato i vigili del fuoco e i soccorsi che hanno messo in salvo tutti i 273 ospiti dell'albergo. 44 ricoverati per intossicazione dai fumi respirati sono già stati dimessi domenica nel tardo pomeriggio. All'ospedale Sant'Antonio di Padova restano ricoverate solo 3 persone per piccole fratture provocate nelle fasi concitate dello sgombero, che però non necessitano di interventi di carattere chirurgico e dunque dovrebbero essere dimessi a breve. All'interno dell'hotel c'erano i partecipanti di un convegno dedicato allo yoga. Tutti sono già tornati a casa, mentre 91 turisti sono stati spostati in altri alberghi delle terme. Nei piani dove è possibile accedere è già iniziata la pulizia delle stanze. Il direttore dell'Alexander spera di poter riaprire a breve, prima della fine dell'anno, visto che sono in programma numerosi congressi all'interno della struttura. Siamo già pronti con squadre di bonifica, con elettricisti che si possano mettere subito all'opera. Dobbiamo solo aspettare che ci dissequestrino questa benedetta sala.